Buongiorno a tutti, sono Franco Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana. Questa mattina vi parlerò di Floating System e di varietà di lattuga Tin Leaf. Il Floating System è una tecnica di coltivazione molto particolare dove non si utilizza il terreno agrario, si utilizza questo sostrato che è acqua e concime di sciolto. I concimi che vengono utilizzati sono gli stessi concimi che vengono utilizzati nel terreno, solamente sono idrosolubili, quindi si parla di azoto, fosforo, potassio, macronutrienti più tutta una serie di micronutrienti. Le lattughe che vedete invece sopra sono delle tin leaf, sono delle lattughe di mezza età, se vogliamo dire, non è un termine tecnico, ma per spiegarvi che non sono né baby leaf, quindi lattughe giovani a foglie che vengono raccolte a circa 7-8 cm, né lattuga ovviamente adulta, il classico cespo che trovate al supermercato. È una lattuga che praticamente viene raccolta, non il cespo, ma viene tagliato sopra il colletto e si creano tutta una serie di foglioline di un'altezza di circa 10 cm che hanno una shelf life più elevato rispetto alle baby leaf. In questo caso noi abbiamo 4 varietà, abbiamo la Frostex, vedete molto frastagliata, rossa e verde chiaro all'interno, abbiamo la sua sorella gemella soltanto che è verde, che è l'Expertise, poi abbiamo foglia di quercia che ha una foglia diversa, più lobata, ed è l'Axem, e poi abbiamo una Batavia classica, una lattuga gentile più compatta, più piccolina per l'uso che vi ho detto prima, Tin Leaf, che è la Caravel. Vedete la particolarità di questa coltivazione? Abbiamo l'apparato radicale che è immerso nella soluzione nutritiva e quello che ho in mano è un contenitore alveolato in polistirolo. Adesso vi faccio vedere come appaiono le foglioline tagliate. Eccole qua, il prodotto tagliato. Quindi è stato tagliato, come vi ho detto prima, partendo dal colletto a circa 3 cm. Qui abbiamo la XEM, ok, tutte le varie fogliolline di un aspetto, come vi ho detto, gradevole e sono in questo caso più robuste, un po' più spessi rispetto alla classica baby leaf. Qui abbiamo l'Expertise, come ho detto, la gemella, che è più la foglia analoga, però di colorazione verde. Se faccio questo si sente proprio la gradevolezza, la croccantezza della foglia e quindi una robustezza maggiore per avere appunto una shelf life altrettanto maggiore. Vi ringrazio, continuate a seguirci.